Signori, buonasera. Un po' di ritardo partiamo con questa serata che dedichiamo alle piccole produzioni locali. Intanto, per aprire la serata, vi porto i saluti del nostro sindaco, che doveva essere presente ma attualmente in questo momento preciso è impegnato in riprese televisive e sta facendo una trasmissione. Un altro impegno ci ha portato via il nostro assessore Franco Manzato, che volentieri avrebbe partecipato a questa serata e invece è impegnato su altra cosa evidentemente più importante in quel che ho detto, per cui ci arrangeremo meglio, perderemo meno tempo a sentire i loro saluti. Non importa, facciamo lo stesso. A questo punto io vorrei introdurre il discorso del PPL, appunto per non farvi perdere molto tempo ed essere esaustivi in quello che andremo a dire. Le PPL sono una realtà ormai consolidata che è nata nel Vallo Biadenese ad opera soprattutto di due colleghi a me cari come amici, qui presenti Stefano De Rui e Luca Buffon, i quali, indagando a fondo su quella che è attualmente la normativa vigente europea, hanno trovato il modo di poter permettere anche alle piccole realtà agricole nostrane di svolgere un ruolo importante nella produzione e nel mantenimento delle tradizioni dei prodotti tipici nostri. La Regione Veneto bravamente ha colto l'essenza di questo messaggio e ha normato prima con un approccio biennale sperimentale, attualmente con la 2280 del 2010, e non solo ripete l'esperienza fatta con la prima normativa, ma l'ha ampliata anche, oltre alle carni lavorate, oltre alle carni avicolicole, anche alle farine, alle composte di verdura e ai succhi di frutta, alle marmellate e ad altri. Al momento rimane escluso il comparto dei formaggi, si spera di trovare il modo di poterli fare rientrare in futuro. Questo approccio innovativo, che dà soddisfazione a chi ha cominciato a percorrerlo, è nato proprio nel Vallo Biadenese, dove era più radicata la tradizione della produzione della soppressa, degli insaccati, e effettivamente oggi quella zona là vede già una quarantina di aziende agricole che hanno cominciato a produrre in questo modo, con soddisfazione, perché chi prima riusciva a fare il maiale in più per venderlo, attualmente più tranquillo, rientrando nella norma, riesce ad esprimersi meglio con produzioni che sono in aumento e con soddisfazioni economiche che ne derivano. Ecco, tutto questo messaggio qua non è passato nella parte orientale della nostra UL7 e quindi è stato per me un dovere categorico organizzare questa serata per introdurre questa opportunità di produzione anche nella quota parte nostrana del territorio. Vi ho invitati e questa sera vi spiegheremo, dando un taglio operativo alla serata, quelli che sono i passi indispensabili, necessari, i limiti e le possibilità che derivano dall'applicazione della normativa sulle PPL. È un percorso assolutamente agevole e ogni azienda agricola che ha desiderio di mantenere le tradizioni e ottenere da queste anche un reddito aziendale in più, sarà agevole appunto per queste aziende ottenere queste soddisfazioni, queste produzioni. È inutile che noi continuiamo a pensare di poter far fruttare i nostri territori dal punto di vista agricolo puntando sulla quantità. Bisogna puntare sulla qualità che il nostro territorio è ancora in grado di darci e riassumere in noi, in voi, in ogni azienda agricola, sia il produttore che il trasformatore che il venditore, e riassumere in sé tutta la marginalità economica che i nostri prodotti possono avere. E questa è l'unica carta vincente. Il momento è un po' magico perché velocemente sta crescendo nella gente la percezione della maggior qualità di questo tipo di prodotti, perché il turismo stesso, specialmente quello che si svilupperà
spera nella nostra zona si lega perfettamente a questo tipo di produzione. Vittorio Veneto, a proposito, per la provincia di Treviso e Tiene per la provincia di Vicenza stanno cominciando adesso un percorso pluriennale, un paio d'anni dovremmo anche arrivare ai primi frutti, per rilanciare tutta la pedemontana veneta a fini turistici. E come emergenze ci saranno sì gli alberghi, sì i monumenti, sì i castelli, ma certamente vedrete che ci saranno anche le PPL. Perché? Perché i turisti che dovessero preferire di venire sulla pedemontana veneta avranno anche notizie relativamente ai siti dove andare ad approvvigionarsi dei prodotti che avranno assaggiato, che conosceranno qua nella zona. Quindi diciamo così è un momento che vede non soltanto gli enti locali impegnati alla promozione, ma qui abbiamo in sala anche l'onorevole Scottà, che è diventato un po' il guru, posso dire, a livello europeo, dove tutti fanno riferimento su di lui proprio per lo stesso messaggio che lui è riuscito a portare in ambito europeo e lo sta sviluppando con forza. E alla fine Carlo ci racconterà qualcosa relativamente a questo aspetto dell'intera questione. A questo punto diamo il via alle danze e passerò la parola ai colleghi. Buffon, chi comincia? Comincia Vivecio. E per la parte operativa, tu naturalmente spiegherai un po' il percorso storico che ci ha portati fino a questo punto qua, le esperienze che avete già consolidato e il percorso tecnico, operativo per raggiungere la posizione di produttore di TPL. Proviamo. Grazie Antonio. Allora, intanto è già partita, però devo fare sì, un minuto, me lo concedi, diciamo, di ringraziamenti diciamo, per l'invito a chi ha organizzato la serata. Di solito sono come dire, sì, ringraziamenti di rito, si dice, no? Ma vorrei che non fossero così, perché sì, siamo qua, come dire, sono qua con Luca Buffon e siamo stati anche a Belluno, diciamo, con Benedetti, no? Ecco, siamo stati in Friuli. Allora partecipiamo con piacere, diciamo, a questi momenti. Perché? Perché da uomini abbiamo creduto, come dire, in un'idea, in un progetto che ha trovato fortunatamente il supporto della regione, della parte politica regionale, e però, come dire, tutti quanti abbiamo sofferto nella fase iniziale in cui c'era questo progetto sperimentale biennale e si sentiva dire che alla fine di 2 anni poteva poi essere, come dire, anche, come dire, finire là. Naturalmente chi aveva fatto gli investimenti, no, Luca Buffon, che per convincere voi produttori a fare quel poco, insomma, no? Ma sempre investimenti di qualche migliaio di euro, lui si era sbilanciato, sono te pagative, dopo sì, avanti, intanto capo sono qua. Ecco, per cui, come dire, lui aveva un conto aperto, no? Per cui, se voglio dire, la sofferenza c'era, insomma, no? Oggi finalmente, come dire, a luglio, diciamo, c'è la scadenza di questo progetto biennale, a luglio la giunta regionale ha preso in seria considerazione, come dire, le proposte che abbiamo fatto, che abbiamo formulato, ed è diventata, come dire, una delibera di giunta su base triennale, non tanto perché si poteva diventare anche legge regionale, ma è opportuno tenere la porta aperta perché in questa fase qua si possono, come dire, adottare nuovi accorgimenti, integrazioni, eccetera, diciamo in base alle esigenze di quel che è il territorio. Quindi, come dire, sì, ecco, siamo qua con piacere e quindi volevo ringraziare per questo motivo e non sono ringraziamenti di rito. Cercheremo in due di spiegare, diciamo, cosa si intende per PPL o per percorso, diciamo, no, che porta alla PPL, mettendo anche la motivazione, diciamo, la metà sicuramente Luca Buffon, che è uno che traina, uno che dà motivazioni, che riesce a convincere quasi tutti. Io faccio la parte più, come dire, più alta, come dire, quella un po' normativa, no? In tutti e due, insomma, cerchiamo di arrivare all'obiettivo della serata. Allora, sei già tu? No. Allora, partiamo subito con
la delibera 2280 del 28 settembre 2010. La Giunta regionale del Veneto adotta questa delibera che parla di produzione, elaborazione e vendita di carni avicunicole, conici e poastri, carni trasformate, vuol dire soppresse e salati, confetture e marmellate diciamo, no? Così si capiamo meglio, succhi di frutta, siroppi, sottaceti, conserve vegetali, non conserve di carne, farine, funghi e vegetali essiccati. Queste sono le tipologie. Prima avevamo solamente soppresse e carni avicunicole. Vediamo poi le integrazioni successive. Andiamo avanti. Ecco, lo spirito di questa delibera, di questo progetto, è di valorizzare le piccole produzioni locali, promuovere e tutelare il territorio. In definitiva, questa delibera offre nuove opportunità per il mondo agricolo, per il ristoratore e per il consumatore. E vediamo, diciamo, in dettaglio, si faccia una carrellata molto, molto veloce. Opportunità per il territorio. Ecco, vi ho messo la slide di sinistra, è una immagine, come dire, del nostro territorio pedemontano che si avvicina al vittoriese, no? A Fais, ecco, ho messo anche l'immagine di Fais tolta da internet. Allora, in questa zona, come dire, di sinistra, a 500 metri, 400-500 metri di altitudine sul livello del mare, esiste quel gruppo di case dove fino agli anni 60 c'erano una cinquantina di persone, naturalmente abbandonato, territorio abbandonato, case abbandonate. Qualcuno con le piccole produzioni ha inserito un piccolo allevamento di 20 suini e fa un lavoro sul territorio, perché una volta al giorno minimo deve accedere per dare da mangiare, per fare di fianco c'è un altro che ha 2-4 bovini, eccetera, no? Alla fine, come dire, c'è un territorio che viene, come dire, sostenuto, c'è una casa che è stata ristrutturata, man mano magari ci faranno anche una ristrutturazione del restante, come dire, di qualche altra parte del complesso. Insomma, come dire, andando su con la macchina a fare la foto si capisce che c'è una certa cura del territorio, ma questo, come dire, grazie a qualcosa che vive. A destra è un'altra, come dire, è una ristrutturazione di una vecchia stalla, vacche ormai sparite da 10 anni minimo, no? Ristrutturata, il portone che vediamo è il portone della cantina, a sinistra c'è il laboratorio, ha conservato il portone vecchio della cantina, ha fatto una ristrutturazione. Sì, l'investimento vale la pena, comunque per passione, perché investe per la famiglia, abbiamo recuperato qualcosa. Quindi territorio inteso come territorio fisico e anche come edilizia. Opportunità per i ristoratori. Ecco, con la nuova delibera si è ampliato la possibilità di vendere. Prima era vendita diretta presso l'azienda oppure vendita nei mercati agricoli. Si è pensato di ampliare al ristoratore. Era un rischio, diciamo, no? Era un rischio, diciamo, qualcuno diceva no, non è, il rischio è troppo alto. Abbiamo fatto una valutazione del rischio, i prodotti sono sicuri? Sì. Allora diamo la possibilità al ristoratore di offrire il prodotto del territorio, che è stato messo in ambito provinciale, al turista, a chi viene, diciamo, a Treviso deve trovare i prodotti della provincia di Treviso, chi va a Belluno troverà quelli della provincia di Belluno. Quindi, come dire, un'opportunità anche per il ristoratore di offrire a chi si avvicina i prodotti del territorio. Naturalmente la premessa è che questi prodotti devono essere sicuri. I prodotti sono etichettati, quindi hanno un produttore, la responsabilità, una tracciabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Lo dirà meglio Luca Buffon. Ecco, per i produttori possono andare al mercato per la vendita diretta, possono vendere un 30% della produzione, lo possono vendere ai ristoranti e anche a chi rivende al dettagliante locale. Locale in ambito vuol dire provincia con termini, però il ristoratore rimane nell'ambito della provincia. È stato fatto proprio un ragionamento per dire vogliamo che il prodotto, diciamo, locale rimanga, come dire, in ambito locale. Lì ho messo quella foto dell'Harrods, no? A Londra, la grande, come dire, no? Catena in mano oggi agli arabi, ma per dire cosa che sì, non so se andiamo in Europa con le PPL, ma comunque dai, intanto come fosse un po' un'immaginazione, insomma, no? Ci proviamo, abbiamo qua l'euro, come dire, no? E magari impegnando tutti quanti può darsi che, come dire, sicurezza, il prodotto è sicuro, possa andare anche fuori dell'ambito.
Ecco, cominciamo a dire cosa sono le PPL. Allora, la provenienza dei prodotti PPL esclusivamente dalla terra, non si compra, non si fa commercio, ma quello che la terra offre, la terra dell'imprenditore agricolo, che sia a titolo principale o non, se parliamo di Radiche, eravamo a Castelfranco, quella a sinistra siamo a Vittorio Veneto, ecco, si discute di quello che la terra offre, andiamo pure avanti, oppure quello che è frutto dell'allevamento. Parliamo di suini, parliamo di polli, parliamo di conigli, parliamo di animali che sono allevati direttamente, quindi non si parla di prodotti che sono acquistati, solo come dire, prodotti direttamente dall'azienda. E quali sono i prodotti? Ecco, i prodotti sono stati elencati prima, abbiamo le marmellate, abbiamo i succhi di frutta, le conserve di pomodoro, conserve di non so, peperoni in agrodolce, i sottaceti. Poi vedremo anche, come dire, i vincoli che abbiamo messo per tutelare chi consuma, cioè il consumatore e il produttore. Poi abbiamo le farine, abbiamo pensato, come dire, la farina bianca, gialla, il mais sponcio, il mais di Marano. Sì, abbiamo, pensando al bellunese, abbiamo inserito la farina, perché loro avevano, diciamo, il mais sponcio, per loro è una realtà interessante. Poi il fagiolo, quindi parliamo di cereali essiccati, pensiamo al fagiolo, non so, di Lamon, il fagiolo di Borlotto, Nano, di Levada, eccetera. E poi funghi essiccati. Abbiamo la soppressa è stato, come dire, il prodotto principe, il prodotto di elezione, perché siamo partiti con la soppressa. In quel momento il territorio esprimeva quel bisogno nel 2008. E gli avicolicoli. Gli avicolicoli siamo arrivati a 2000 capi di pollame e di conigli. Per quanto riguarda gli staccati, 30 suini. Sono numeri che possono essere modificati. In questo momento il territorio, i produttori, le organizzazioni di categoria, uno scambio, un confronto tra veterinari, quindi come territorio, il territorio oggi esprime questi numeri. 2000 avicolicoli possono essere tanti, ma proviamo ad allevarli. Cioè uno deve allevarli. Per cui se ha le condizioni, se ha l'allevamento, se ha il territorio per farlo, li alleva, li macella e li vende. Allora, ma tutto quello di cui stiamo parlando può rappresentare una novità per l'azienda agricola oppure lo poteva già fare? In pratica, secondo, come dire, alcune norme, lo poteva fare fino dal 63 con la legge 59. L'azienda agricola poteva vendere i prodotti non trasformati. Con la 228 del 2001 l'azienda agricola può vendere anche i prodotti trasformati, e parliamo di soppressa. Abbiamo poi il decreto del 2007 che è quello che istituisce i mercati agricoli, no, di cui le amministrazioni comunali si sono fatti carico, e l'ultimo, quello del 2010, in cui inserisse una serie, fa l'elenco dei prodotti agricoli, la birra, il pane, no? Tutti i prodotti che l'azienda agricola può fare. E sì, ma allora, siamo stati veloci, e allora è come dire, quando si va a firmare i premi assicurativi o si fa un contratto con la Vodafone, io ho avuto esperienza, no? E non riesci mai a leggere, diciamo, le clausole, quelle scritte in piccolo, no? Si può fare, ma poi in pratica scattano, come dire, i requisiti, salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. E allora se vuoi fare la birra, vai, non so, del SIAN, la competenza se è del SIAN, se vuoi fare, come dire, la soppressa, vai dai servizi veterinari che devono applicare le disposizioni, come dire, nazionali e regionali, e allora si comincia a pensare in tanto. Allora c'è la zona di scarico degli animali, c'è la zona, come dire, di conservazione delle carni, poi c'è la zona di lavorazione, poi c'è la zona di, come dire, e avanti, poi diciamo, quando si comincia a fare qualcosa, un'attività, si parte subito contando il numero di servizi igienici, no? Sì, praticamente per riuscire a fare 4 soppresse o macellare 4 conigli bisogna avere 400 metri quadri, un salumificio, un macello, eccetera, che costa una montagna di soldi. Per cui il produttore dice, va bene, facciamo a meno di fare, diciamo, tutta questa roba, se non è sostenibile. Ecco qua, nel 2007 c'è stato, come dire, un responsabile, come dire, regionale, che così purtroppo è anche come dire, morto nel 2009,
che ha pensato, come dire, nel pieno confusione dei regolamenti comunitari, ha pensato di salvare le produzioni della sua regione, cioè del Veneto, è ispirato a un principio che era quello dell'integrazione del reddito. Parliamo di piccole realtà produttive, di piccoli qualitativi che devono costituire un'integrazione del reddito necessario soprattutto per le aree, come dire, disagiate, come possono essere le aree della pedemontana. L'obiettivo era quello di valorizzare un territorio. E lì è nata la prima DGR, la 2016, che era una DGR molto, molto larga, che non poneva, come dire, non faceva distinzione di categoria di prodotti, parlava di un 10% della produzione agricola. Era necessario entrare nel merito e definire cosa si voleva fare. E da lì siamo partiti col primo progetto sperimentale e con la seconda delibera, che è questa della 2280 del dicembre del 2010, che mette in campo un percorso, come dire, facilitato, ispirandosi a quei principi che sono previsti nei regolamenti comunitari, che sono il principio della flessibilità e dell'adeguatezza. Questi sono molto importanti e probabilmente, diciamo, sono stati tenuti non sempre in adeguata considerazione. Flessibilità e adeguatezza lo vediamo dopo cosa significa. Significa che per fare delle produzioni limitate bisogna avere anche, come dire, degli accorgimenti adeguati, cioè accorgimenti adeguati, sì, è inutile pensare, come dire, a un scarico, come dire, che è un cambio che arriva se parliamo di 2 suini che entrano dalla porta, come dire, in pezzi, no? E quindi flessibilità, quindi tutte le azioni devono essere flessibili e adeguate all'entità di quello che si va a produrre, salvo il prerequisito che è quello della sicurezza del prodotto, da dimostrare a chi? Dimostrare a tutti quanti, alla comunità europea in particolar modo. Allora, su questo principio della flessibilità e adeguatezza si è cominciato a pensare al vano dove si fanno le lavorazioni. Il vano accessorio dell'abitazione. Cosa significa? Significa che tutto quello che non è cucina e camera è vano accessorio, cioè dal bagno ai corridoio, ai garage, è un vano accessorio. Non parliamo di strutture abusive, parliamo di strutture che devono essere accatastate, censite, agibili, no? Su questo vano accessorio dell'abitazione, purché non completamente interato e purché adeguatamente illuminato e ventilato, sono, come dire, concetti che lasciano molto, diciamo, no, alla valutazione di chi deve valutare, cioè del servizio veterinario del SIAN. Viene espresso un parere igienico-sanitario, quindi non un parere urbanistico ma un parere igienico-sanitario. Il parere igienico-sanitario è di competenza all'articolo 5 del servizio veterinario e del SIAN, o del SIAN in base se parliamo di marmellate o se parliamo di carne. Questo, diciamo, è il vero, come dire, punto di facilitazione, perché uno utilizza quello che ha all'interno della propria azienda, della propria abitazione, in difetto anche di quelle che possono essere le altezze, perché il vano accessorio, mi dicono, parlo da inesperto, ma mi sono così informato, insomma, per poter, ecco, che il vano accessorio, ogni comune ha la sua definizione di altezza del vano accessorio, dai 2,40 ai 2,70, eccetera. Quindi, come dire, è un vano dell'abitazione comunque sia, purché agibile e purché reso, come dire, nelle condizioni igienico-sanitarie di cui vedremo anche dopo alcune immagini. Poi, diciamo, il VC dell'abitazione costa, sì, è vero, fare VC anti-VC costa anche poco, ma insomma, se parliamo di semplificazione, per lavori che sono, come dire, saltuari, non c'è una lavorazione continuativa da gennaio a dicembre, parliamo di lavorazioni che si svolgono in qualche giornata dell'anno. Quindi si utilizza il VC dell'abitazione. Lo spogliatoio si riassume in un, come dire, armadio da inserire o nell'abitazione o nello stesso locale. In definitiva parliamo di un unico locale di dimensioni adeguate a quello che si vuole fare. E poi la cantina è la cantina tradizionale, cantina, diciamo, ripulita da, come dire, eventuali attrezzi, diciamo, che non sono pertinenti, che non hanno niente a che fare con quello che è l'alimentazione, pulita, decorosa, basta, diciamo, no? Pavimento in terra battuta, in ghiaione, in quello che è, insomma, conservando tutta la tipicità dei luoghi, dei posti. Parliamo di quei laboratori che vediamo a sinistra, sì, non parliamo di lavorare, come dire, sotto scala, in stalla, sotto il portico, parliamo di una stanza che è, diciamo, resa igienicamente a posto, lavabile, insomma, con superfici lavabili, piastrelle oppure i sandwich, come dire, no? Il più delle volte hanno utilizzato dei sandwich, pannelli,
Dopodiché l'attrezzatura, ognuno si è inventato l'attrezzatura, compreso l'utilizzo del legno. La cantina, sì, è la cantina normale, dove si appendono i salami per la stagionatura. L'importante è che sia decorosa, ripulita e che venga mantenuto quell'equilibrio, come dire anche, no, tipico, per dare poi quei sapori di un tempo. La semplificazione amministrativa, in cosa consiste? Allora, adesso va di moda, come dire, che uno che fa un'attività presenta la SIA, capo dipartimento mi conforta, diciamo, no? E che è un'agevolazione, nel senso che ti comunico che domani inizio a fare, tra un mese, inizio a fare l'attività. Sì, per imprenditori, operatori già, come dire, esperti del settore può essere un'agevolazione. Per operatori che si avvicinano per la prima volta riteniamo che sia una complicazione e sia invece molto più facile avere delle indicazioni fin da subito da parte di chi ha competenza, cioè dei servizi veterinari e del SIAN, no? Perché da quello che abbiamo visto, quando si va in azienda di solito si va a finire in stalla, no? E dopo si comincia a fare il giro della casa e si trova sempre la stanza, il garage sotto casa, no? Che è quello più idoneo per fare questo tipo di lavorazioni qua. Costa meno, diciamo, risponde a tutti i requisiti igienici e alla fine diventa anche una cosa bella, presentabile, che il consumatore quando si avvicina apre, diciamo, la porta, entra in un ambiente decoroso, va in cantina, diciamo, no? E anche questo, diciamo, ha la sua logica. E poi la registrazione igienico-sanitaria senza cambio di destinazione d'uso. Allora, quello che è stalla rimane a livello comunale stalla, se era cantina rimane cantina, quindi non c'è cambio di destinazione d'uso. C'è un parere igienico-sanitario sui locali, senza entrare nel merito, sì, grande discussione che abbiamo fatto nel nostro interno tra veterinari e SIAN, insomma, perché è qualcosa effettivamente di nuovo. Una pratica per come dire, attività produttiva passa per i comuni, il comune chiede il parere tecnico al SISP, SIAN, MARI, SPISA, impatto ambientale, impianti elettrici, conformità, diciamo, sì, alla fine si mette in moto un meccanismo, tempi e anche costi. Allora, strumenti adeguati, sì, flessibilità e adeguatezza. Trasporto, insomma, siamo abituati a vedere questo tipo di trasporto decoroso, ma è in funzione di quello che si deve trasportare. Ecco qua, trasporti adeguati. Il trasporto delle carni. Qui c'è da farsi i caracchiri, come dire, no? Ero in Friuli e parlando di questi trasporti, sì, qualche veterinario, collega, si è alzato per dire voglio farmi capire. Paolo, ti vedo già, come dire, con la domanda pronta. No, così cerco di fare un po' spiritoso. Allora, pensare, come dire, a un sistema semplificato e poi prevedere un trasporto, come dire, con mezzo con sistema di refrigerazione da 20.000 euro a 30.000 euro. Pensare, diciamo, a un sistema facilitato per uno che ha da vendere i suoi 2.000 conigli e vuole andare in piazza e pensare a un autospazio da 60.000 euro. Vuol dire, sì, le pensiamo, ma poi le cose decadono da sole, perché non sono sostenibili. Allora, abbiamo fatto una valutazione del rischio. La macerazione avviene nel periodo di novembre-febbraio. Abbiamo deciso, secondo la tradizione, diciamo, no, le suine si macellava nel periodo freddo. Il trasporto deve avvenire e avviene normalmente nell'ambito di un'ora dal macello alla lavorazione. La lavorazione avviene immediatamente, non c'è lo stoccaggio delle carni. Se le carni sono fredde perché sono state macellate il giorno prima, comunque la mattina si va a recuperare quelle carni, un'ora per il viaggio, inizia la lavorazione immediatamente. Quindi l'importante è che, come dire, il contenitore sia per alimenti, sia lavabile, sia disinfettato, sia pulito, eccetera. Valutazione del rischio. Quindi questa, diciamo, parliamo di adeguatezza degli interventi che andiamo a fare. Andiamo avanti. Dicevamo prima attrezzature anche in legno, cioè se il tavolo, diciamo, è in legno purché ben tenuto, purché, insomma, non ci siano crepe e sia quindi facilmente, come dire, pulibile. Andiamo avanti ancora. Ecco, PPL significa anche sistema di produzione tradizionale, quella delibera diventa quasi un disciplinare di produzione. Per legare fortemente al territorio i prodotti delle PPL si è pensato di mettere allevati per almeno 4 mesi, ma secondo quello le abitudini, tutto sommato non è che sia stato inventato qualcosa.
Si è messo anche il 6 UGB perché non si parla solo di suini, ma si parla di carni suine tagliate con carni bovine, qualche realtà della provincia di Treviso, Bellunese, molta carne bovina, l'equide, il selvatico. È stato inserito praticamente la possibilità di inserire, in parte non prevalente comunque, no? Anche carni diciamo diverse da quelle suine, però alla fine sono sempre le 6 UGB. Macellati, come dicevo, da novembre a febbraio. Il Friuli ha messo da ottobre a febbraio, magari è una realtà, come dire, no? Più fredda rispetto alla nostra. Possiamo comunque, ecco perché diciamo delibera con validità triennale, perché in base ai risultati si possono modificare questi dati. Per quanto riguarda l'avicolicolo, anche qua 90 giorni, per differenziarsi da quello che è il pollo di 45 giorni o forse anche meno, e macellati presso, ecco, l'avicolicolo si macella presso l'azienda agricola. Come? In maniera molto semplificata, perché vedrete dopo l'immagine, insomma, no? Nella stessa stanza, in tempi successivi, in tempi diversi dalle lavorazioni del suino, si possono anche macellare i conigli, e nella stessa stanza, in tempi diversi, si possono fare anche, come dire, le marmellate. Ma perché? Perché i suini vengono al periodo di gennaio, febbraio, dicembre. Le marmellate vengono mature quando? Estate. I polli di solito sono a settembre, questa è la realtà. Quindi in tempi diversi si possono fare tutte queste lavorazioni. Sistema tradizionale anche se parliamo di soppressa. Soppressa non è un insaccato di carne macinata, salata e peppata, ma è un prodotto che ha una stagionatura. La soppressa si consumava da maggio in avanti ed era una soppressa che aveva quella stagionatura, aveva avuto un calo peso, ma questo perché? Perché noi dobbiamo garantire la sicurezza del consumatore. Allora sappiamo tutti quanti che i prodotti freschi hanno un rischio. Intossicazioni in Friuli quest'anno, 142 intossicati da salmonella, in una Svizzera diciamo, è una cosa diciamo, nota a tutti. Quindi i prodotti freschi hanno oggettivamente un rischio. Abbiamo fatto con l'Istituto Profilattico una serie di indagini, stiamo completando questo monitoraggio per dire che quando arriviamo grosso modo Luca, a un 25-27% di calo peso siamo col 0,92 di AV. Abbiamo messo in sicurezza il consumatore e abbiamo messo in sicurezza il produttore. Voi produttori avete, sì, chi affronta questo percorso del PPL lo affronta perché? Perché cerca come dire un'integrazione a reddito. Non parliamo come dire di grossi redditi. Significa che voi alla sera siete stanchi, avete bisogno di dormire, non avete bisogno di pensare all'avvocato che vi difenda diciamo, da eventuali inconvenienti. Allora abbiamo pensato di mettere prima in sicurezza il consumatore, ma di mettere in sicurezza anche voi produttori. Quindi tutto il percorso PPL è un percorso che mirato, diciamo, fatto su misura per dire quello che si può fare in tutta sicurezza. Il resto lo lasciamo fare agli altri, all'industria. Salame fresco, la cultura del salame fresco, la tradizione del salame fatto come dire, no? Così, no? Perfetto, quindi tutto ciò che è fresco, diciamo, che ha una V superiore a 0,92 è diciamo, da cottura. E uno scrive nell'etichetta salame da cottura. Parliamo adesso di marmellate, la possibilità di fare marmellate da parte della stessa azienda agricola. Abbiamo messo con uno zucchero, cioè la marmellata, diciamo storicamente la marmellata è fatta di zucchero, no? Quando c'è un contenuto di zucchero maggiore del 10%, oppure c'è la conserva a un pH inferiore al 4,5, il bottolino, no? Quello che insomma, tutti si sente parlare del bottolino, che è pericolosissimo, quando si prende, come dire, le possibilità di sopravvivenza sono poche, o comunque diciamo, dipende anche il tipo di sopravvivenza. Questo qua non può vivere su prodotti di questo tipo. Marmellate non vive, se c'è rimane fermo. Nelle conserve, la conserva di pomodoro ha un pH inferiore a 4,5, non serve aggiungere acidificanti. Allora in questo caso qua la bollitura serve per far tenere, come dire, il tappo, per evitare che si formi la muffa, e la marmellata diciamo con un po' di muffa, no? Si tirava via la muffa e alla fine, come dire, se il tappo non era chiuso ermeticamente, faceva la muffa, tirava via la muffa, ma il bottolino non cresce. Allora la scelta è stata quella di dire solo questo tipo di prodotti si fanno, e si fanno con le normali attrezzature casalinghe, cioè con la bollitura. Diversamente cosa si doveva pensare? A un
come si chiama quella? Autoclave, Autoclave, si doveva pensare all'autoclave. Perfetto, allora chiunque, chi ha provato a chiedere posso fare, diciamo, conserve e marmellate, sì, prendi l'autoclave, quanto costa? 20.000 euro. Magari sarà quella, come dire, cinese, adesso che costerà anche meno, ma allora facciamo meno di fare quelle marmellate o le conserve. Quindi la scelta è stata questa: sicurezza a tutto campo. Però uso di attrezzature nei casalini. E quindi l'uso di attrezzature che sono compatibili, cioè uno non fa investimenti, no? Ecco, abbiamo parlato di tradizione, di innovazione, di facilitazione, di sostenibilità, di valorizzazione, ma non si va da nessuna parte se non c'è la sicurezza alimentare di questi prodotti. E quindi ecco l'impegno che è stato fatto, perché la tipicità è sinonimo di diversità. La tipicità vuol dire prodotti non standardizzati. Non standardizzati perché? Perché le materie prime sono diverse da un produttore all'altro, perché i sistemi di produzione sono diversi, perché il sistema di asciugatura abbiamo trovato un indicatore del calo peso, perché era impossibile dire 40 giorni, 30 giorni, ognuno ha il suo. Quindi praticamente bisogna trovare un sistema forte che vada bene per tutti quanti e che garantisca la sicurezza totale a 360 gradi. Possiamo dire oggi che i prodotti PPL sono sicuri. Abbiamo fatto perché? Perché nella stagione, nella fase iniziale, siamo partiti un po', come dire così, in fretta e furia, abbiamo fatto 131 campioni. Nel 2009-2010 le 40 aziende hanno prodotto 840 campioni e 3.600 analisi, sì, ma naturalmente hanno moltiplicato per i coli, per lo stafilococco, per il clostridio e tutta quanta sta roba qua. Per dire che alla fine, come dire, sì, se la salmonella sappiamo che è presente nell'insecato fresco e la listeria è presente, ma quando abbiamo raggiunto quei livelli di stagionatura il problema non esiste più. Con questo non significa che le condizioni igieniche sono inferiori a quelle, diciamo, di un altro laboratorio, perché i requisiti igienici non si fanno sconti su quelli che sono i requisiti igienici. La stanza è piccola, ma la stanza è quella e non è diversa da un altro laboratorio. Lo sconto è eventualmente sul servizio igienico, sull'altezza della stanza, sulla superficie fenestrata, ma tutto quello che serve per lavorare igienicamente diciamo, c'è. Per cui siamo tranquilli, ecco, è un errore, non vorrei che passasse il concetto che le piccole produzioni significa un qualcosa che viene come dire profilo basso, che è un prodotto di seconda categoria. No, oggi le piccole produzioni, tutti i prodotti delle piccole produzioni sono più controllati, perché dovevamo anche noi capire cosa succedeva. Domani addentreremo un attimino la corda, ma abbiamo già messo, come dire, quei paletti, quelle misure di sicurezza che ci mettono in tranquillità noi e anche voi e anche il consumatore. Quindi sono prodotti di elevato livello sanitario. E poi diciamo la cosa che ci rende ancora più contenti è che se all'inizio si parlava, come dire, di un progetto che era in deroga, quindi il trasporto era in deroga delle carni, il sistema di vendita era in deroga, la stanza era in deroga, diciamo, no? Praticamente eravamo col culo scoperto. Oggi, confrontandoci con le altre realtà, che vuol dire il Friuli, che vuol dire la Carizia, che vuol dire la Slovenia, per questa idea, diciamo, delle piccole produzioni si sta allargando a questi paesi. Ecco, abbiamo capito che invece i regolamenti comunitari lo prevedono questo tipo di percorso, salvo però dimostrare in maniera scientifica che il risultato finale garantisce il consumatore. Qualsiasi, diciamo, percorso che uno intraprende diverso da quello, come dire, canonico, ecco, deve essere dimostrato e lo sforzo che abbiamo fatto tutti assieme è stato quello di dimostrare che il prodotto finale, mettendo i dovuti paletti, garantisce il consumatore. Quindi siamo all'interno dei regolamenti comunitari e su questo, essendo all'interno della comunità europea, ci confrontiamo e abbiamo già un tavolo aperto con i paesi di cui vi dicevo poc'anzi. Sì, i prossimi prodotti, come dire, che entreranno, diceva che c'erano anche delle associazioni. Allora, per dire, diciamo, non voglio fare confusione, ma per aggiungere questa slide che avevo presentato da Stefano Veneto, le piccole produzioni rappresenteranno, come dire, possono rappresentare un sistema di produzione di tutte le aziende agricole.
e potrebbe anche mettere un po' di regole, diciamo, oggi abbiamo l'agriturismo, l'azienda agricola e PPL e abbiamo delle cose che storano per forza perché sono norme che sono nate in tempi diversi. Ecco, dando il PPL come sistema di produzione facilitato per l'azienda agricola che vuole rispettare quei criteri, quei paletti, e invece la registrazione piena per le aziende agricole che non possono e che devono lavorare in maniera professionale, mettiamo le aziende agricole, tutte le aziende agricole diciamo allo stesso livello, che poi i prodotti siano per la ristorazione o siano per l'agriturismo non cambiano, fa la virgola, e quindi PPL potrebbe diventare un sistema di produzione per tutte le aziende agricole. I prossimi prodotti saranno il miele. Il Friuli ha intenzione di inserire il miele nel sistema delle piccole produzioni già dal mese di marzo-aprile e i produttori sono fortemente contenti di poter inserirsi in questo percorso agevolato, anche se in realtà hanno già un percorso agevolato, ma perché il PPL sta diventando, non vorrei che fosse così, ma quasi come un marchio di qualcosa che è fortemente legato al territorio, cioè è quello che si produce qua e non può essere diversamente, e non può essere diciamo, qualcosa che viene acquistato per poi essere rivenduto. Questo modo di fare, di lavorare attira, o vedo che attira diciamo, l'interesse anche di questo mondo diciamo, di apicoltori, e quindi andremo a completarlo sicuramente. Io vi ho annoiato a sufficienza. Luca Buffon, che è bravissimo nel motivare, no? Nel convincere le persone a fare questo. Ho un percorso di molto facilitato, già testato, la sicurezza alimentare è stata provata, e quindi se tutti saranno attenti a non semplificare un po' troppo i processi produttivi si potrà evitare qualsiasi problema. Stefano, non hai trattato solo delle farine. Ecco, le farine, sappiamo cosa vale il mais, però so che le farine buone, quelle prodotte macinate fresche per fare la polenta buona, vanno dai 2 euro e 2,5 euro al chilo, sbaglio? Allora va a finire che un piccolo appezzamento di Zinquantin va a rendere come non so quanti ettari di decale lungo così, giusto? E per inglese abbiamo dei buoni esempi. Passo la parola a Luca Buffon. Grazie. Allora, vi racconto un po' l'esperienza del territorio, come è nata, le motivazioni che hanno portato a cominciare per noi veterinari a intraprendere questo percorso, ma soprattutto anche per l'esperienza che i produttori stessi hanno cominciato con noi a dialogare e a costruire questo percorso. Inizialmente diciamo che i punti di forza sono stati quelli dell'ascolto, delle richieste del mondo agricolo da parte delle istituzioni come servizio veterinario, istituzioni come mondo politico in qualche maniera, no? Assessorati, che sentivano l'esigenza di una tradizione che si stava perdendo da una parte, dall'altra il sostentamento o il sostegno comunque di un territorio marginale come può essere il nostro territorio pedemontano, ma anche in qualche maniera un adeguamento igienico-sanitario di quelle che sono queste produzioni tipiche. E quindi noi sappiamo bene, un po' tutti quanti, che in casa, come diceva prima anche Tony Miato, non c'era soltanto i 2 suini per autoconsumo, ma ce n'erano anche qualcun altro che magari alle visite sanitarie veniva intestato al parente piuttosto che all'amico e quant'altro. Come poter regolarizzare questa situazione? Questa è stata anche questa una risposta in qualche maniera di dialogo costruita insieme con tutti quanti. Quindi una condivisione di esigenze per portare avanti questo tipo di realtà, per mantenere questa tradizione. Prima l'assessore Crotosimo parlava di connubio, no? Tra vino, cantina in qualche maniera e salumi, ma fra i produttori, di 40 produttori che attualmente sono autorizzati, sono soltanto 2 che hanno la cantina. È vero che però i produttori o i venditori di vino in qualche maniera le cantine, soprattutto nel periodo primaverile, quando si vende la damigiana per fare il vino frizzante, vanno sicuramente nell'azienda agricola dall'amico a prendere la soppressa, perché il cliente va accontentato assaggiando il vino, assaggiando anche la soppressa.
per fare, diciamo che in qualche maniera questi punti di forza abbiamo detto appunto la struttura, la condivisione e il percorso informativo. Questa qua è una serata informativa. Noi ne abbiamo fatte 4 nel territorio della nostra ASL, da Valdobbiadene a Montebelluna, Castelfranco e Bossagno e quant'altro, e abbiamo visto appunto il forte interesse del mondo agricolo, dei produttori, di tutti quanti. A questo percorso informativo è seguito un momento formativo, questo diciamo che è il punto di forza maggiore, non solo perché, come si dice, no? Mangiando una sorpresa non è mai morto nessuno, ma era importante anche comunque intraprendere un percorso di formazione proprio per avere una garanzia in qualche maniera, no? Che quello che tradizionalmente uno sapeva venisse comunque confermato anche dalle indagini microbiologiche e quant'altro. E soprattutto perché nessuno sapeva che questo tipo di produzione, per quanto tipico, per quanto tradizionale, potesse comportarsi alla stregua del salumificio industriale piuttosto che del macello, piuttosto che del laboratorio e quant'altro. Quindi questa è stata una cosa importante proprio questo. E poi la consulenza, come diceva prima Stefano, è importante, la consulenza attiva delle istituzioni con gli imprenditori per concretizzare il progetto. È inutile, come diceva Stefano prima, che uno mi presenti la SCIA proprio perché non ha le condizioni tecniche di cosa serve a casa preparare, fare, costruire, preparare una parete, avere dei materiali idonei per la lavorazione. La nostra visita preventiva diventa punto fondamentale, come veterinario parlo, punto fondamentale per dare nero su bianco al produttore che vuole partire con la sua attività quelle indicazioni precise e chiare che possono dare soltanto dare una sicurezza per quanto riguarda sia l'aspetto economico dell'investimento che uno deve fare, ma anche sulla sicurezza poi del prodotto che ne ottiene. Andiamo avanti. Percorso formativo. Cosa serve? Serve per spiegare le opportunità offerte da questa normativa, serve anche a motivare la necessità di adottare adeguati comportamenti igienico-sanitari e a migliorare la qualità dei prodotti e dei processi produttivi. Quindi è stata per noi come esperienza e per i produttori una crescita continua e confortata da tutto quello che abbiamo detto prima essere stato il campionamento, le indagini microbiologiche e quant'altro. La formazione, noi siamo partiti nel 2008, nell'estate del 2008, con 7 corsi di 48 ore perché erano finanziati, corsi di 48 ore perché erano finanziati dalla Regione e hanno un numero di ore tale perché è così codificato in qualche maniera il finanziamento che l'ente che forma deve erogare. Abbiamo poi fatto anche dei corsi nel 2009 invece di 12 ore e poi invece sempre ritornando a un modello appunto di finanziamento dei corsi di secondo livello, però secondo livello adesso spiegherò perché, sempre di 48 ore nel 2010. Secondo livello perché hanno aderito a questi corsi già gli stessi produttori che avevano iniziato questo percorso. Diciamo che il percorso in qualche maniera formativo è andato di pari passo con la crescita anche qualitativa o comunque funzionale al prodotto che uno andava a produrre. Gli argomenti trattati andavano dall'allevamento, quindi i sistemi di allevamento, l'alimentazione, le buone pratiche, quindi la gestione del farmaco, il benessere e quant'altro. La macellazione, quindi il trasporto degli animali vivi, il trasporto delle carni, l'igiene e le patologie che possono avvenire in queste fasi. Altri argomenti sono appunto la lavorazione delle carni, questo è stato un punto molto importante perché qui si andava a spiegare in qualche maniera quali erano i requisiti strutturali che doveva avere questo piccolo laboratorio e le motivazioni che dovevano sostenere questo, l'igiene del personale, dei locali e delle attrezzature, la gestione dei processi fermentativi, l'asciugatura e la stagionatura, quindi tutti quanti i processi, dall'inizio alla fine. Poi altri argomenti importanti sono stati appunto quelli della tecnologia di produzione, qui ci siamo avvalsi in qualche maniera anche di esperti, una tecnologa alimentare molto, molto brava, che ha sì un'esperienza nel campo del
del laboratorio industriale, ma viene in qualche maniera anche da un conforto di esperienza passata. E quindi il confronto tra le diverse tipologie di produzione, non lo so, a Vado Biada ne fanno, mettono più pepe o il vino prosecco, a parte di pianura mettono altre cose, eccetera. Oppure uno parte prima in qualche maniera a lavorare il cotechino piuttosto che la salsiccia, invece qualcun altro invece il salame. Tutte cose studiate. La cosa importante è stata proprio quella, sempre insieme al tecnologo alimentare, la valutazione critica collettiva dei prodotti. Tutti quanti hanno portato una soppressa, ci siamo messi tutti quanti tra virgolette ad assaggiare per capire quali erano i difetti di lavorazione proprio con il prodotto in mano. Questa è stata anche questa una cosa molto interessante. E ovviamente le tecniche di produzione. Altra importante cosa fatta durante questi corsi di formazione sono state delle visite che hanno permesso di capire in qualche maniera quali erano le realtà che potevano essere possibili, no? Quindi le visite al mercato agricolo di Bressanone e nelle aziende agricole dove si producono questi piccoli prodotti. E poi il confronto tra realtà, come dicevo, di Bressanone molto piccola, con piccoli banchetti, piccole produzioni, a realtà del mercato agricolo di Mantova, dove le aziende agricole hanno quantità diverse e modalità diverse anche di produzione stessa. Queste aziende agricole non hanno i laboratori, portano i loro prodotti nei laboratori CE e li portano a casa e vanno al mercato agricolo. È una realtà totalmente diversa. La nostra è, diciamo in qualche maniera, per fortuna, dico io, calata integralmente sul territorio, a misura. I risultati. Attualmente abbiamo 40 laboratori registrati e operativi e qui abbiamo anche alcuni rappresentanti perché Marcon, Dino e poi non so se ci sia anche Boscherato. Sono questi produttori della Ussol, 7 vostra, e poi abbiamo i risultati sono il numero di suini trasformati, nel 2008 100, 400 e 550 e oltre già quest'anno. Quindi questi sono numeri che avvalgono e vanno ad avvalorare in qualche maniera la bontà del progetto. 11 nuovi laboratori in corso di registrazione. Perché il motivo? Gli operatori devono essere consapevoli di avere tra le mani non solo l'impasto di carne, ma anche la salute di chi consumerà i prodotti. Quindi non solo la bontà seguendo la tradizione, ma anche proprio quella, attraverso la formazione, di capire cosa stanno facendo. Anche perché è inutile che noi andiamo a pensare a un prodotto industriale, o comunque è inutile che andiamo a pensare che non succederà mai niente, ma è importante essere consapevoli su cosa succederà. Infatti, alla fine in qualche maniera di questo percorso siamo riusciti a realizzare questo manuale, che è un manuale di buone pratiche di lavorazione. Non è il manuale di HACCP dove si mettono tutte quante le crocette che alla fine, tra virgolette, servono molto poco. La consapevolezza di lavorare le proprie carni, di lavorare i propri prodotti e di sapere cosa succede in quel processo produttivo, è importante sapere chi fa cosa e perché deve farlo. Questo è un manuale che ha molte poche parole e ha molte fotografie. Ci sono fotografie dove c'è una X, che significa no, non si fa così, c'è la fotografia dove si dice sì, si fa così. Questo è un manuale molto proprio pratico e visualizzabile in qualsiasi maniera. Alla fine ci sono delle schede che non servono a mettere le X, ma servono a dire se io uso quella tipologia di disinfettante o uso quel prodotto, so che la miscelazione di quel prodotto me la rendo prima consapevole e scrivo quale diluizione ho usato. Questo è tutto l'uso che noi ne facciamo di questo manuale. Adesso attualmente questo manuale è soltanto per i salumi e stiamo approntando adesso per integrarlo con delle schede che riguarderanno le carni biconicole piuttosto che i prodotti vegetali e quant'altro, marmellate eccetera eccetera. Come eravamo? Qualcuno se lo ricorda? Le fasi di macellazione a volte venivano in stalla, ben lavata, ben ordinata, però comunque sempre in stalla. Il trasporto delle carni avveniva con un muletto, con il trattore eccetera, a spalla e quant'altro. Gli ambienti erano più o meno questi
e non per farvi prendere paura o mostrarvi delle cose solo brutte, ma per rendersi conto in qualche maniera del cambiamento. Adesso vedremo qualche altra foto, ecco un po' gli ambienti come sono, ma per fortuna in qualche maniera queste delibere di giunta ci hanno dato la possibilità di realizzare nella semplificazione normativa appunto e con costi sostenibili dei laboratori che hanno invece un'eccellenza, perché permettono proprio questa tipicità di produzione. Queste sono soluzioni. Ognuno, come dicevamo prima, si è tra virgolette arrangiato come ha potuto, però usando sempre dei materiali lavabili, pulibili, anche di recupero. Questo non vuol dire che siano diciamo, degeneri o da buttare via, però sono comunque dei materiali recuperati che sono idonei per il lavaggio, eccetera. Un'altra soluzione, come vedete, il laboratorio è dotato di un lavandino per lavare l'attrezzatura che ha un comando manuale e un lavabo a pedale per il lavaggio delle mani. Ecco lo stesso laboratorio, vedete che anche le pareti sono formate di pannelli lavabili, pulibili, che sono tra l'altro anche comodi perché possono essere spostati e ingrandita la stanza oppure ridotta in qualche maniera. Questa è una soluzione per la macellazione degli avi cunicoli, quindi nello stesso laboratorio si può avere la ganciera che a lato diciamo, della stanza non disturba il momento della lavorazione del suino. Finita la lavorazione dei suini uno può macellare conigli e polli. Questo è un frigorifero che serve sia per la vendita a casa sia per la vendita al mercato agricolo. Non è uno spazio agricolo, non è un autospazio, è un frigorifero che caricato su un mezzo di trasporto che può essere il furgone, dotato di un sistema di refrigerazione con un termometro che misura durante il viaggio, comunque nel tempo, la temperatura, mantiene in qualche maniera quelle che sono le condizioni igieniche. Qui uno non va a spendere 40-50 mila euro, va a spendere 2.000 euro, 2.500 euro al massimo per un frigorifero vetrine che poi serve in qualsiasi maniera. Questa è una soluzione per l'asciugatura, nello stesso laboratorio può venire l'asciugatura, infatti è permessa l'uso sia del caminetto piuttosto che della stufa a legna, e anche questa è possibile per mantenere quelle che sono le tradizioni, perché l'asciugatura è la fase più delicata ed ha bisogno in qualche maniera di una tradizione che si usava con la legna, quella di scaldare proprio per asciugare. Questo è un contenitore per il trasporto delle carni che è ovviamente identificato, dotato di coperchio e niente, è sì, 100 euro, questo costa 100 euro e tiene, esatto, tiene un maiale intero a pezzi dentro questa è la parte di sezionamento, quindi l'uso di tavoli sia in legno che in teflon sono soluzioni molto, molto semplici. Ecco, questa è la lavorazione invece su un tavolo di legno e questo è il sacco. Sì, stona quel dito che se vedete fasciato, ma ha un significato, qualcuno lo sa, che serve proprio per la legatura. Evitare che la pelle si tagli, si mette ovviamente una gazza con un cerotto e quindi non è una medicazione ma è una protezione per evitare che ci sia una contaminazione dell'alimento con un taglio, col sangue. Questa è un'asciugatura per la stufetta, se vedete, in un laboratorio costruito con pannellatura lavabile. E questo è un altro tipo di asciugatura, sempre con soluzione, vedete, una rete elettrosaldata fissata al soffitto e là si agganciano i salumi per l'asciugatura. Questa è una cantina tradizionale, vedete la muffa. Questa è un'altra soluzione di cantina che su più piani risolve il problema dello spazio. Questo invece è il nostro pezzo più importante perché è la sentinella che osserva i suoi prodotti che non vengono derubati. Vantaggi. Per il consumatore cosa abbiamo? Il controllo sanitario del prodotto perché tutte le fasi sono sotto controllo.
L'etichettatura ovviamente garantisce in qualche maniera una ritracciabilità e anche una responsabilità diretta del produttore che mette la sua faccia sull'etichetta, però anche un orgoglio, e l'acquisto direttamente presso il produttore. Inoltre la possibilità appunto di avere un prodotto tipico che prima doveva essere venduto sotto banco, tra virgolette, adesso invece è una realtà vera e propria. Per il produttore la possibilità, come dicevamo, di valorizzare le sue produzioni, diversi ambiti di vendita adesso appunto con la possibilità, oltre che vendere in aziende nel mercato agricolo, anche alla ristorazione e al dettagliante locale, e il supporto tecnico per capire e risolvere eventuali criticità. Il dialogo continuo, come ripeto, il successo in qualche maniera anche di questo progetto è stato proprio il fatto di costruire continuamente un dialogo proprio con i produttori. Io vi parlo da veterinario, ma vi parlo anche da rappresentante dei produttori stessi, che hanno voluto proprio questa parte formativa che abbiamo visto prima, questa parte proprio di dialogo, per essere sicuri su quello che stavano facendo. Ovviamente per il produttore esiste questa redditività e quindi un aumento della fiducia rispetto al consumatore finale. Il numero di suini che è aumentato in 3 anni è la prova stessa che questo tipo di prodotti riscuote fiducia e valore sul mercato. I vantaggi del territorio ovviamente sono quelli della valorizzazione del patrimonio storico, culturale, che accompagna i prodotti tipici. Per questo si è creata in qualche maniera questa associazione delle piccole produzioni locali. Qui ho portato un banner perché gli scopi di questa associazione sono stati proprio questi, costruiti sul dialogo, no, tra istituzioni e tra produttori, per avere una formazione continua attraverso tecnici e veterinari specializzati, il dialogo continuo con le istituzioni locali attente a questa filiera e la promozione ovviamente dei prodotti nelle fiere e nelle manifestazioni locali. Siamo stati presenti in queste fiere, siamo andati anche a creare per valorizzare ancora di più questo tipo di prodotto un marchio, che è il marchio della Sorpresa Tamarca, che ha ricevuto l'inaugurazione a Palazzo Balbi davanti alla giunta della Regione Veneto nelle mani del Presidente Luca Zaia. Questo diciamo in qualche maniera inaugurazione di questo marchio di Sorpresa Tamarca. Ecco qua il marchio, io spero intanto che abbiate capito quello che ho detto. L'altra cosa è di aver trasmesso un po' di entusiasmo e spero che chi ha voglia di intraprendere questa cosa qua alla fine lasci il suo nome a Tony Miato e ai colleghi che intende domani mattina avere la visita dei veterinari che gli spieghino cosa deve fare. Questo vi dico. Grazie.